Grande successo per la 16ª edizione del Carnevale Internazionale della Biennale, che sta coinvolgendo a Venezia circa 3.600 tra bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche famiglie e insegnanti. In questi giorni di Carnevale, a Ca' Giustinian, ci sono visite guidate per tutti, laboratori per scuole e famiglie, un'installazione immersiva. Tutte le attività sono gratuiti e accessibili a ciascuno, previa prenotazione. C'è poi anche uno spazio dedicato alla Fondazione Milano Cortina per le Olimpiadi del 2026 e tanto divertimento e sorprese. Un'istituzione culturale vive innanzitutto cercando un suo pubblico affinché questo stesso pubblico diventi maestro e quindi ogni istituzione culturale deve guardare ai giovani, deve guardare ai ragazzi, deve guardare ai bambini affinché non siano spettatori o soltanto pubblico ma parte attiva, imparando attraverso gli strumenti della professionalità in quella meravigliosa bottega di libertà, di spirito critico, di creatività, di immaginazione qual è a Venezia la Biennale. Non mancano allegria, divertimento e anche il modo per aguzzare l'ingegno, insomma un carnevale per tutti i gusti in modo intelligente. Accogliamo nella nostra sede istituzionale in 2 piani, trasformati in laboratori e sale didattiche, circa 3.600 ragazzi che provengono da tutto il Veneto. Utilizziamo molte metodologie, tra cui soprattutto quella partecipata di divertirsi facendo delle cose creative, è un modo di divertirsi in maniera intelligente. Ho costruito questo video utilizzando solo delle immagini del tutto originali, sia del bosco e quindi questi satelliti che ci restituiscono delle immagini fantastiche di che cosa c'è fuori di noi.